Dapprima l'esame del DPCM, poi le valutazioni dei divieti imposti. Le nuove norme presentate dal Presidente Conte sono state al centro della riunione in videoconferenza dei componenti del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, a cui di diritto partecipano il Sindaco di Belluno e il Presidente della Provincia. L'elemento di maggiore novità, osserva il Prefetto di Belluno, è rappresentato dalla possibilità della chiusura di vie e piazze, luoghi pubblici in cui si possa paventare una presenza eccessiva di persone. Provvedimenti che possono tranquillamente essere adottati, ovviamente laddove ne ricorrano i presupposti, d'intesa con il tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Da sempre le problematiche locali sono oggetto di un confronto che ovviamente tiene conto delle esigenze della sicurezza e quindi delle normative sulla sicurezza, ma anche poi delle problematiche specifiche del territorio. Un tema, spiega il Prefetto, che può essere tranquillamente affrontato in sede di confronto, valutando e soppesando tutte le esigenze e le problematiche che ne possono derivare. Confronto che non è mai mancato in questi mesi, che ha portato a stabilire un rafforzamento del monitoraggio e del controllo del territorio per garantire l'osservanza delle misure di contenimento. Abbiamo un piano che si chiama piano di controllo del territorio, che coinvolge le 3 forze di polizia e che secondo suddiviso per quadranti per il territorio, che è un territorio molto vasto e anche molto complesso, per cui si cerca di coprire in maniera omogenea comunque la presenza delle pattuglie su tutta la provincia. La curva del contagio nel bellunese richiede la massima attenzione. Ci sono situazioni che debbono essere affrontate per tempo, con particolare attenzione alle case di riposo. Il Prefetto ha auspicato in questo senso una pianificazione attenta per prevenire ogni criticità. Più in generale, il Prefetto Cogode rinnova l'appello alla comunità. Tutto dipende poi dal comportamento individuale. Scegliamo la mascherina, scegliamo di stare distanti perché non ci sono deroghe, non ci possono essere deroghe né giustificazioni a comportamenti diversi.